Cioè non mi hanno dato un assessore, non mi hanno dato manco i caramelle che si danno ai bambini e creo io tensione. Onestamente. Assolutamente niente. Io ho dichiarato già ieri che non mi ritengo più in maggioranza perché non mi hanno voluto. È da mesi ormai che si lamenta. L'alfiere di Berlusconi in Sicilia, Gianfranco Miccichè, in aula continua a togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Il presidente Schifani lo detesto, dice, perché mi sono sentito tradito, ma alla Sicilia questo non interessa, io penso solo e soltanto al bene della Sicilia. Quindi spero che questo governo prosegua il suo cammino, dice. E aggiunge, però una cosa la posso dire, Bruto sarà sempre lei, presidente, io sono Giulio Cesare. Non si lascia attendere la replica della pattuglia azzurra. In una seduta d'aula dedicata ad affrontare e risolvere i problemi della Sicilia e in un importante clima di dialogo e costruttivo confronto fra tutte le parti politiche, l'unica nota stonata viene ancora una volta dall'onorevole Miccichè che non sa più come cercare la ribalta e purtroppo per lui lo fa sempre più oltrepassando i limiti della volgarità e scadendo nel ridicolo, rispondono i deputati di Forza Italia all'Ars commentando le parole di Miccichè. È incomprensibile l'atteggiamento del gruppo degli ex colleghi del presidente Miccichè di fronte a un intervento assolutamente distensivo e a favore del governo. Speriamo almeno sia concessa una battuta per esprimere il proprio rancore verso tutto quello che è successo negli ultimi mesi. I deputati di Schifani lavorino piuttosto per cercare una ricomposizione anziché peggiorare le cose. Le volgarità Miccichè le ha subite. Questa la nota stampa dei componenti dello staff dell'ex presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè.